Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina non possiamo non parlare del suicidio strategico di Zelensky, andato in scena ieri in Mondovisione, è diventata subito non solo una notizia, ma molto probabilmente una pagina di storia in diretta. Diciamo subito che Zelensky rappresenta le ragioni, le ferite, la sofferenza di un paese invaso e aggredito, e devo confessarvi che io, da un punto di vista proprio liberal conservatore, ho sempre trovato ovvio e doveroso stare dalla parte di una nazione sovrana aggredita nella sua sovranità, nella sua libertà e nella sua autodeterminazione, cioè proprio l'ABC dei valori di un liberal conservatorismo autentico. E ho sempre trovato assai bizzarro che nel campo del centrodestra, dei partiti del centrodestra, della nostra comunità allargata, valoriale, ci sia stata, come dire, spesso molta sensibilità per le ragioni dell'imperialismo russo rappresentato da un autocrate di purissima scuola KGB, che ha sempre rivendicato quella scuola e ha detto che il suo sogno sarebbe restaurare l'impero sovietico. Questo io l'ho sempre trovato un mistero, tant'è che ho sempre trovato giusto sostenere l'Ucraina e frustrare il piano di Vladimir Putin, che era l'annessione forzata, era il blitzkrieg con cui arrivare in pochi giorni a Kiev, e questa cosa Putin non l'ha ottenuta. Da questo punto di vista ha incassato una sconfitta rispetto ai desiderata e al piano iniziale. Dopodiché si è stabilizzato un fronte in una logorantissima guerra di trincea, dove peraltro i russi hanno quantitativamente più uomini e mezzi da gettare nel tritacarne, una situazione incancrenita che l'amministrazione americana uscente ha lasciato incancrenire, non aveva la più pallida idea di come uscirne né in un senso né nell'altro. Cambia amministrazione, c'è un presidente che peraltro ha già dimostrato nel suo primo mandato di saper tenere a bada le velleità imperialiste di Vladimir Putin. Tu sei il leader dell'Ucraina, hai tenuto il punto militare in 3 anni sostanzialmente esclusivamente grazie agli Stati Uniti d'America, non come dire, facciamo sfoggio di ipocrisia, grazie al coraggio del tuo popolo, ma da un punto di vista tecnico, tecnologico, strutturale, di risorse, sostanzialmente grazie agli Stati Uniti e in parte alla Gran Bretagna. L'iniziativa di questo nuovo presidente può arrivare a un negoziato che salva non solo gran parte del territorio, ma il tuo futuro politico e personale, frustrando quindi il desiderio iniziale imperiale russo. E tu cosa fai? Fai una cosa che non si è mai vista nella storia della diplomazia, cioè inizi a contraddirlo, rimbrottarlo, correggerlo in modo come dire, molto brutale a volte, in diretta davanti ai media americani. Questo fatto con qualunque presidente avrebbe rotto, diciamo, l'armonia diplomatica. Fatto con un presidente come Trump, ovviamente ha deflagrato completamente in una scena che a un certo punto sembrava da saloon, ma d'altronde tu non puoi contraddire espressamente, dire no, non sono pronto a un compromesso, o addirittura evocare il fatto che l'America ora è tranquilla perché ha un bell'oceano, ma in futuro vedrà. Questo detto al presidente americano davanti ai media americani non può che innescare una rottura. Poi la rottura si è manifestata col linguaggio a sua volta poco eufemistico, diciamo, molto diretto e brutale di Trump, che gli ha ricordato delle cose però vere, cioè che le carte di Zelensky oggi sono sostanzialmente le carte dell'America, che ha voluto dire anche del contribuente americano, e non è una postilla secondaria dal punto di vista di Trump, e che lui addirittura sta venendo a Washington a contraddire e minacciare. Se ci sono
delle discrasie, no, dal punto di vista di Zelensky e quello dell'amministrazione americana si compongono dietro le quinte, dove ci si confronta duramente, ci si "scanna" tra virgolette da un punto di vista diplomatico, ma non si porta in piazza questa contraddizione, altrimenti il rischio che tu sembri un ingrato, uno fuori dalla realtà e dalla storia, uno che non sta capendo le carte che ha in mano e non sta capendo che l'esigenza del mazziere, che è il presidente americano, è di chiudere questo dossier in modo degno e decoroso per il tuo paese, perché ci sono altre priorità globali che l'America non può non affrontare, mentre l'Europa continua a dormire. Non capire tutto questo vuol dire suicidarsi strategicamente in diretta, purtroppo. È un invaso, un aggredito, ma ciò non toglie che anche un invaso, un aggredito può suicidarsi strategicamente, che è quello che ha fatto ieri Zelensky a Washington. Speriamo sia un suicidio parziale, speriamo che ci sia, dopo la rottura manifesta, spesso insegna Trump nel suo libro L'arte del negoziato, tra l'altro può esserci l'accordo repentino, ma insomma non possiamo far finta, da liberali, conservatori, affezionati alla libertà degli stati sovrani, di non vedere la follia contro gli interessi del suo Stato che ha messo in scena il presidente ucraino. Grazie a tutti, a lunedì. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato